il rischio vero è che per la prima volta la Corte dà 45 giorni di tempo per avere delle integrazioni di documentazione e per fare la valutazione, anche per arrivare e per giungere al dissesto. Il tema vero che ho posto oggi in aula consigliare, che è stato condiviso anche da molti colleghi, è quello di aprire un dibattito serio intanto in aula consigliare per la strada da percorrere, perché il dissesto a mio avviso è da evitare, le possibilità ci sono, non basta una legge di stabilità che può servire certamente ad allontanare il dissesto, bisogna far ripartire tutti quelli che erano i parametri previsti dalla delibera del 2013 del piano di riequilibrio. Bisogna fare la vendita degli immobili, bisogna dismettere parte delle partecipate, vanno riorganizzate queste cose, tutto questo è già scritto su carta, bisogna farlo con urgenza perché altrimenti tutto questo si traduce in tasse e disagi per i cittadini catanesi. Quali sono le conseguenze del dissesto? Sono preoccupanti? Ma noi siamo in una condizione comunque di predissesto, quindi abbiamo già tariffe molto alte, tutto andrebbe al top, immaginiamo tutti i servizi a domanda individuale andrebbero al top, alcuni servizi vanno ovviamente chiusi, è chiaro che c'è un disagio, ma un disagio anche per le imprese, per chi in qualche modo lavora a Catania, e poi una sfida persa, c'è un comune, un'amministrazione che comunque non riesce a tirare fuori dal baratro di una difficile crisi, per carità, che attanaglia tutti, la città di Catania. Io credo che noi ce la possiamo fare solo se abbiamo chiarezza delle cose da fare, come farlo e tempestività, e soprattutto chiarezza nei rapporti partendo dal rapporto fra amministrazione e consiglio comunale.